Invisible Man. Vai, è così! Puntatona! Scratch, benvenuti amici sportivi e soprattutto appassionati di ciclismo, ciclocross, strada, insomma sport in generale. Allora, oggi avremo una puntata ricca di immagini, soprattutto anche di avvenimenti, di sfide e di personaggi incredibili. Il primo è Massimo Ghirotto, un applausone! Ma abbiamo anche Mario Beccia! Insomma, perché non ci scordiamo i grandi talenti del ciclismo di un tempo. Un applauso anche per Giorgio Furlan, vicepresidente vicario del Comitato Regionale Veneto. Qua ragazzi, Mirko Baratin. Buonasera. Grande organizzatore, grazie per essere con noi. Mirko, partiamo da te, va. Insomma, Fai di Oderzo è proprio qua. Sì, ormai è l'8 di dicembre, manca veramente poco. Siamo in allestimento, percorso, stand e tutto quello che serve per riuscire a organizzare una manifestazione importante. Ora aspettiamo che soprattutto il tempo ci dia una mano e credo che anche i corridori saranno numerosi quel giorno. Mirko, voi organizzate in maniera tale che poi tante diatribe verrebbero spente se tutti organizzassero un po' come voi. Massimo, parlo con te perché tu del ciclocross insomma ne sai una pagina più di un libro, hai Cominelli insomma tra le tue file, ti piace? Io adesso una pagina più del libro no, provo di fare insomma il mio lavoro, Ma dove ci sono organizzatori come AFAE No. o come le Bandie con Remo Mosole, ecco da là la ricetta che potrebbe crescere in maniera esponenziale sto ciclocross. Assolutamente sì, Fai di Oderzo e i complimenti vanno sicuramente a Mirko Baratin e tutto il suo entourage per questa bellissima gara internazionale tra l'altro dove tutti i corridori più importanti sono presenti e sarà presente anche il nostro Cristian Cominelli che cercherà di mettersi in luce in una manifestazione che merita. Ecco, proprio domenica prossima saremo a Mussolente, lì ci sarà anche il redivivo Marco Aurelio Fontana, lo vedremo volentieri. Assolutamente, lo stiamo aspettando perché è un pezzo forte del nostro diciamo, ciclismo del fuoristrada e ciclocross. Ecco, tu sei di quelli che dicono o strada, o pista, o ciclocross, o mountain bike, insomma si può trovare... Io sono migrato dalla strada verso il fuoristrada ormai da 10 anni e sono due discipline totalmente differenti, però devo dire che sto facendo una seconda carriera qua in questo fuoristrada che è una bellissima disciplina, poi il cross è una gara di un'ora dove i ritmi sono molto elevati, dove l'atleta dà tutto e per poter conseguire e ambire a un podio e quindi veramente è una specialità che mi appassiona. A dire la verità seguivo anche Ditano, seguivo Vanier, mi piace il fuoristrada. Certo. Mario Beccia invece, il tuo palmarès, guarda, è qualcosa di incredibile, insomma, quinta tappa Giro d'Italia, Giro d'Emilia, primo tappa Giro d'Italia, Giro di Svizzera, insomma, Frecciavallone, Trofeo Melinda, insomma ce ne sono veramente tante. Io continuo a sostenere un problema molto sentito nell'entourage del ciclocross, ma anche nel mondo del ciclismo. Abbiamo visto che ci sono molti disoccupati, continuo a dire questa cosa qua perché mi piace che poi dopo ci sia della gente competente, quali siete voi, che possono dare delle testimonianze, perché no, anche delle idee. Tu nella tua carriera mi pare che fai il manager adesso, no? Sì, seguo quelle che sono le attività della Nortue, calzature sportive di ciclismo soprattutto per quello che riguarda gli atleti che le usano e i contatti con questi campioni, ma possibilmente campioni. Ecco, quello di ciclocross potrebbe essere propedeutico, ma anche per guadagnare qualche soldino per coloro che non hanno accasamento, trovare delle strade. Potrebbe anche essere questo, tanti difatti prendono poi queste strade qui, non realizzando in quello che è sulla strada, cercano altri settori come il mountain bike o anche il ciclocross. Certo che attualmente sono dei periodi che sono un po' bui per quello che riguardano le sponsorizzazioni, non si trovano tante aziende che appoggiano questo discorso e quindi questi atleti che magari passati anche giovani non sono riusciti a dare quello che veramente valgono, però vengono bruciati per questi motivi.
Insomma, Giorgio Furlan, vicepresidente vicario del Comitato Regionale Veneto. Ci sono delle ricette che si potrebbero comunque spendere, un po' di sistema non guasterebbe nel mondo del ciclismo. Sì, anche se... Indirizzati tutti nella stessa direzione. Sono d'accordo, però parlavate prima del discorso del ciclocross, non è da sottovalutare, è una disciplina ben differente della strada e forse più dura della strada sotto certi aspetti, perciò non direi che è facile convogliare quelli che non riescono sulla strada a fare del ciclocross o della mountain bike. Queste sono delle discipline molto molto dure e dunque non è una ricetta semplice per trovare... Le faccio due paragoni, uno è Franzoi che è estremo. Vabbè, lì ha dovuto prendere una decisione e l'ha presa. Un altro mi viene in mente è Davide Malacarne, che era un bel ciclocrossista che non si sa, io gli auguro tutto il bene di questa terra, sì, però non si sa, ma sicuramente era un grande ciclocrossista. Un altro nome, sì. Mi pare c'era un certo Filippo Baggio che andava alla stragrande sul ciclocross, non aveva rivali, però ha dovuto dedicare il suo tempo. Ecco, credo che siano queste forse le lacune. Sì, potrebbero essere delle soluzioni per questo momento non facilissimo del ciclismo, però diciamo che sono le eccezioni che confermano la regola, perché non è semplicissimo trasformare magari un discreto stradista in un buon ciclocrossista o viceversa. Sono due ovviamente specialità, si va sempre in bicicletta, c'è sempre da applicarsi, da allenarsi, però sono delle cose diciamo non diversissime ma abbastanza diverse. Mirko, tu cosa pensi? Perché so che come tutta la tua famiglia il ciclismo, insomma, credo che sia una cosa esagerata. Beh, sicuramente il ciclocross è una disciplina molto impegnativa, si fa un'ora tutta, come diceva giustamente prima Massimo, quindi bisogna avere delle capacità e delle attitudini che sono fuori dalla media per emergere in questa specialità. Sicuramente un corridore mediocre della strada avrà delle difficoltà a emergere nel ciclocross, può diventare un buon ciclocrossista ma difficilmente potrà arrivare ad alti livelli e sappiamo bene che per guadagnare qualcosa, per vivere con questo sport uno deve andare veramente forte, soprattutto qua in Italia per poi emergere anche all'estero. Sinceramente in Italia attualmente, a parte qualche elemento, non siamo competitivi con i vertici del Belgio, dell'Olanda o di qualche altra nazione della Repubblica Ceca. Quindi per noi diventa molto più difficile sfornare atleti che siano di elevata caratura, anche perché la nostra base è molto ristretta. E poi di conseguenza, non avendo un movimento che traina sponsor, che traina media, che traina anche i giornali, diventa difficile alle manifestazioni, difficile organizzare, è tutto un insieme di cose che se questo volano cambiasse la direzione probabilmente emergerebbe. Proviamo a far capire qualcosa, oppure proviamo a innescare questo volano. Massimo ha detto una cosa, no Mirko, che va bene, però voglio dire, se non si convogliano, la strada fagocita moltissimo, poi dopo alla fine veramente trita anche coloro che potrebbero essere dei campioni, non si sa bene come mai gli junior spaccano il mondo, gli junior spaccano, poi dopo alla fine cascano inesorabilmente. Ecco, anche questo è un interrogativo che potrebbe sempre, diciamo, il suo discorso. E poi dopo l'ultima domanda è quella che se non si creano dei campioni nel ciclocross è difficile diventare affascinanti per la Nordway, dico, insomma, ecco. No, ma poi lo ha sottolineato Mirko, proprio anche per cultura sportiva, cioè noi siamo più proiettati a far iniziare un corridore sulla strada. Facciamo un esempio, Belgio, Olanda, Repubblica Ceca, sono tutti paesi questi qua che nel ciclocross sono al top. Sono loro, hanno proprio per cultura, loro nel periodo invernale sono specialisti di questo settore, quindi bisognerebbe anche lavorare un po' dalla radice. Noi con Minelli, faccio un esempio molto semplice, e la strada lui non la fa. Fa mountain bike, di riflesso è una specialità del ciclocross che gli piace, fa ciclocross e lo fa molto bene perché insomma è sempre una medaglia di bronzo a un campionato del mondo under 23. Anche un piccolo applauso perché l'unica testimonianza, insomma, Dai, che poi la tiriamo su, La tiriamo su, dai. No, ma quindi vuol dire bisognerebbe anche nei nostri vivai cominciare a portare i ragazzini in mezzo al fango e fargli capire cosa vuol dire fare ciclocross, cosa che è un po' difficile. Bene, io ti faccio un applauso e sicuramente mandiamo la prima tranche
della gara di Lives a Bolzano, senza prima non ricordarvi che qua oggi abbiamo una puntata particolare, abbiamo Lail che è appena tornato alla spedizione del Belzoni in Egitto, vi ricordate 2 settimane fa quella bella diretta molto molto significativa con Franca Lovisetta e con Armenio Vettore, e poi abbiamo una bella squadra di pallavolo, l'Energym di Breda di Piave, quindi grazie per essere con noi, tra poco ne parleremo. Via le immagini con la prima tranche allievi, donne esordienti. Via. Bene, amici e appassionati soprattutto di ciclocross, siamo a Lives Bolzano, organizzazione società ciclistica Altair. Bellissima località, chiaramente nell'Alto Adige, è una giornata meravigliosa, quest'anno il tempo è dalla parte dei ciclocrossisti, ma soprattutto dalla parte di coloro che hanno voglia di fare sistema, come in questo caso vediamo gli esordienti allievi, donne allieve, donne esordienti, quindi un mix, non molti i partecipanti, la concomitanza con Modena ha un po' penalizzato gli organizzatori, però sta di fatto che comunque il colpo d'occhio lo vediamo è di quelli giusti, vuol dire che ancora affascina il trofeo Triveneto e soprattutto grazie anche alla televisione vediamo che i partecipanti comunque non sono assolutamente diminuiti rispetto alle precedenti organizzazioni, soprattutto, chiaro, mancheranno forse i capiserie, coloro che sono così impegnati nella Coppa Italia o nelle varie indicative, però insomma qua li vediamo tutti belli pimpanti, li vediamo sia gli allievi del secondo anno con Marchioni, Zanatta, De Bellis, Macor, Mollaro, ma poi abbiamo anche Anzolin Carlo, poi abbiamo anche gli allievi del primo anno, insomma non sono neanche questi pochi, abbiamo Pellizzaro, Casanova, Durante, Maronese, Malinowski, Franco Alessandro, Barattin Alessio, Bravin Andrea, Dalcol Simone e Von Klembersberg. Ecco, questo è chiaramente affiliato alla Tiroler Radler Bozen, quindi doppia lingua per loro, però in questa occasione hanno dato dimostrazione di partecipare volentieri alle gare, diciamo così, venete, quindi un bel mix, una bella condivisione di impegno e soprattutto di strategie. Vediamo con il dorsale numero 77 è proprio Zanella Marco che indossa la maglia verde di capo classifica, qua vediamo la Sara Romanin in una bella azione, oggi loro hanno la possibilità o di allungare o di avvicinarsi con le teste di serie, coloro che hanno la maglia verde di capo classifica. Ricordiamo Zanella Marco conduce rispetto a Franzolin che già 2 settimane sì, che non viene a correre al trofeo Triveneto, quindi ha approfittato, ma anche Barattin può approfittare vista l'assenza di Samsa, quindi vedremo anche lui come si comporterà in questa gara. Luca Mavaracchio dall'alto dei suoi 119 punti precede Zurlo Federico, ma tutti e due assenti, vedremo poi cosa farà Macora ed altri. Per quanto riguarda la classifica juniores abbiamo Rudy Lorenzon, ma lo vedremo dopo. Rudy Lorenzon capo classifica, ma qua oggi non c'è perché anche lui è impegnato a Modena. Il percorso, vediamo i filari del Muller Thurgau, un ottimo vino bianco, ma soprattutto la natura, abbiamo detto, la fa da padrona in queste località. Poi abbiamo visto anche tanti filari di mele, qua la mela poi chiaramente tra la Valle di Non e l'Alto Adige, qua fanno una mela particolarmente preziosa, rossa, grande, quindi anche peculiarità alimentare e ortofrutticole. Abbiamo visto anche Vecchiato Manuel impegnato su Zanella Marco, ancora una bella azione della Sara Romanin in bello spolvero, la vediamo più in forma rispetto alle gare precedenti. Non facciamoci ingannare, non usiamo i luoghi comuni, mancano le migliori, quindi tra le migliori queste qua sono le migliori. Non è vero, oggi qua vediamo, assistiamo a una bella gara, una vera gara, di quelle che anche se fossero i migliori dovrebbero vedersela fino all'ultima pedalata. Vediamo tanto incitamento da parte del pubblico per quanto riguarda le atlete. Qua abbiamo con il dorsale 117 la Elisabetta Jopp del Foen Windenberg, la quale indossa la maglia di capo classifica. Esordienti abbiamo la Bondavalli, Zanella, Fontana, Vecchiato, Piovesan, Tessari, Ursk, Remedi, poi abbiamo la Manica, Frada, Scrizzi, Pietrovito e Bais. Donne allieve, Romanin Sara l'abbiamo già citata, la Camatta, la Leonardi, Pernistic, Semenzato, Santinfale Hanna della Carduan Gardano, poi abbiamo Mion Elisa
donne esordienti dal Pozzo, Giop, Tavernini, Bellante, Ceccarelli, Santon e Bortolotti. Questa sono la composizione di tutti gli atleti che hanno preso parte a questa prima tranche della giornata di Lives. Sugli scudi abbiamo detto l'Alto Adige, giornata stupenda, ma tanto pubblico anche rispetto alla tornata di Bolzano, dove c'erano molti atleti, però il pubblico non era esagerato. Invece qua vediamo un bel pubblico di quelli che insomma confortano tutto il movimento. Una bella pedalata ancora di Macor Simone, che in pratica sta tagliando il nastro, allievo al secondo anno. Vediamo Macor Simone che si impone, bravissimo Macor su De Bellis Stefano e Mollaro Alex. Una curiosità, tutti e tre della ciclistica buiese, e quindi complimenti alla società. Qua vediamo con il numero 63 Alessio Baratti, il quale veramente dà una bella sferzata anche alla classifica. Lui vince, Barattini Alessio allievo il primo anno, rinascita Ormelle Pinarello, bella vittoria per lui, su Franco Alessandro e Durante Davide al terzo posto. Poi abbiamo visto ancora sfilare Bondavalli Alex su Zanella Marco, questi sono gli esordienti, e Fontana Floriano al terzo posto. Vediamo con il dorsale numero 78 in questo momento proprio Bondavalli Alex si aggiudica la gara esordienti, regolando, lo vediamo in questo momento, proprio Marco Zanella, che con il secondo posto comunque conserva la maglia di leader della classifica generale, quindi la maglia del Trofeo Triveneto Gran Premio Calcestruzzi Mosole. Vediamo ancora degli arrivi con la Sara Romanin quasi in completa solitudine, una leggera incertezza su questi, diciamo così, queste piccole pozze d'acqua. Sara Romanin della Libertà Scorzè, un urlo, braccia alzate e soprattutto a testimoniare la fiducia e l'affetto che hanno per il loro presidente. E ancora su Camatta Beatrice e Leonardi Elena, donne esordienti. Vediamola dal Pozzo Giulia, regolare Gioppa Elisabetta, che conserva anch'essa la maglia verde, e Tavernini Michela al terzo posto. E adesso le interviste. Marco Zanella, continua la tua leadership in maglia verde, insomma approfitti un po' dell'assenza di Giulio, però in qualche maniera ci sei e partecipi. Sì, partecipo e faccio le gare, e oggi non è andata proprio bene, però sono arrivato sempre secondo. Sara Romanin, insomma sono un po' curioso di intervistarti perché 2 anni fa hai espresso veramente un grande talento, adesso hai una fase un po' alternante, però ci sei, insomma, non molli. A cosa si deve questo calo di forma? Beh, diciamo che la preparazione è cominciata un po' tardi e quindi le prime gare sono state un po' così, e adesso sto andando al passo delle altre, sto cominciando ad ingranare. Ecco, ci tenti in qualche maniera questa maglia, il campionato è ancora lungo? Sì, beh certo, il campionato è ancora lungo e comunque cerco di prendere più punti possibili per la maglia. E comunque volevo dedicare questa vittoria al presidente e a tutte le persone che mi aiutano ogni domenica in gara. Fai qualche nome? Gino Micheletto e tutti i genitori dei ragazzi che contribuiscono all'aiuto. Alessio, intanto a casa tua sono sicuro che si parla di ciclocross, perché credo che tu fai il tifo a tuo padre e tuo padre fa il tifo a te. Sì, siamo una famiglia che partecipiamo molto alle corse di ciclocross, e quindi è stato mio padre che mi ha trasmesso questa passione, e poi anche mio fratello mi ha incentivato a correre, e quindi via via si trasmetterà, penso, anche alle generazioni future. E questo è già incoraggiante. Alessio, oggi hai avuto questa opportunità, vesti questa maglia ma con merito, hai battuto il capoclassifica, quindi sei leader, credo che sia una grande emozione. Sì, diciamo che già a Salvatoronda avevo dato una buona dimostrazione della mia condizione, e oggi a Lives mi sono ripetuto, e quindi sono anche molto contento di essere riuscito a prendere la maglia. Ma bene, ma bene! Io qua noto delle cose che voi gentili telespettatori non potete neanche immaginare. Mentre c'era Barattin che veniva intervistato qua, il fratello, no, Mirko, lo guardava con una faccia che era tutta una poesia. Ti faccio i complimenti, perché vuol dire dove c'è una famiglia coesa, dove poi dopo si pratica dello sport, vuol dire che le alchimie funzionano. Ti faccio i complimenti e un applauso. Bravo.
Allora, detto questo, ricordiamo che 2 settimane fa la spedizione ciclistica del Belzoni, quello del Cairo, per fare del bene ai bambini malati di leucemia, insomma, abbiamo fatto un bel collegamento. Io adesso prego la regia di mandare il crawl con il conto corrente postale per dare qualche contributo a questa iniziativa importante e soprattutto questa società, questa associazione importante. Armenio Vettore, tu ne sei il presidente, com'è andata? È andata benissimo, anche perché lo scopo e le finalità si sono realizzate. Siamo riusciti finalmente, è un modo di dire questo qua, a creare quel contatto con l'ospedale del Cairo. In pratica abbiamo creato questo gemellaggio. Ecco, diciamo che qua in Italia, grazie all'AI, grazie a Padova, che è un po' un'eccellenza, 80 bambini su 100 guariscono, invece al Cairo mi pare che la cosa sia proprio completamente opposta. È metà di quello che hai detto, in pratica neanche il 40%, e questo malgrado abbiano un bellissimo ospedale, perché hanno un ospedale all'avanguardia, e questo qua lo si può dire, e infatti sono stato un po' invidioso di questa struttura, però non hanno i tecnici, non hanno i ricercatori, non hanno i medici, appunto, che abbiamo noi. Quando si dice che Italia. l'intelligenza bisogna tenersela in Italia, va bene questo. Certamente, ma se abbiamo intelligenza dobbiamo anche essere, diciamo, generosi a esportarla, perché si parla di salute, si parla della vita dei bambini, ed è ovvio che i bambini, che siano italiani, che siano egiziani, devono essere salvati. Io ti faccio un applauso. Franca Lovisetta, tu ti sei portata indietro questa bella truppa, no? In un pensiero che ci siamo confessati qualche giorno fa, ti ho detto, si arriva in 3 ore e mezza al Cairo, in aereo 2 ore ci arrivi, la distanza è minima, però la distanza di questi bambini che muoiono, insomma, è molto molto lontana rispetto all'Italia. Sì, ma noi sicuramente avremo il modo e l'occasione di dare una mano a questi bambini, e sicuramente facendo degli eventi ogni anno lì in loco al Cairo. Ecco, stai attenta, ma il conto corrente postale che possono, insomma... Conto corrente bancario, sì. Anche pochi euro, ma cercate di aiutarci. Un applauso, e noi lo facciamo volentieri, pro bono, per questa associazione meritoria. Come meritoria è anche il comitato regionale veneto, che proprio sabato scorso, mi pare, anzi mi piglio pure il foglio, presso la Banca Padovana Credito Cooperativo di Campodarso, avete fatto delle belle premiazioni, una volta all'anno, insomma, va anche bene fare. Però, Giorgio, posso farti una domanda? Un po' tendenzione, anche cattiva. Allora, per una volta all'anno sarebbe bello che tutti partecipassero, perché mi viene in mente che il Gran Galà di Conegliano lo fanno al pomeriggio, la sala è stragremita, perché c'è la RAI e va bene, tutti si mettono in mostra. Quando si tratta di fare premiazioni per bambini, insomma, si stenta un po'. E questo a me non è piaciuto, però te lo dico come cronista, io sono un hardcoreman e quindi quello che vedo, insomma, dico, non mi pare che sia stata una bella figura. Poi dopo tu dimmi che sbaglio, che io sono contento. No, diciamo che la festa del ciclismo veneto e le premiazioni riguardavano ovviamente tutte le categorie, dunque è sempre difficile avere proprio tutte le persone premiate presenti. È un po' una tendenza in generale di concentrarle in questo periodo, dunque ci sono atleti che stanno facendo anche l'attività invernale, ci sono atleti che stanno correndo su pista, dunque quelli ovviamente erano esentati, e noi dal nostro punto di vista come comitato regionale siamo stati soddisfatti di come è riuscito tutto quanto. Ovviamente la tua è una domanda tendenziosa, però diciamo che sarebbe bello che, siccome viene richiesto un pomeriggio durante tutto l'anno, sarebbe bello che al di là delle idee o delle simpatie ci fossero una partecipazione completa. Giorgio, lo dico perché qua voglio che intervengano anche chi vuole intervenire di voi ospiti, perché il male non è il fatto di poter fare uno sgarro, diciamolo così, uno sgarro alla siciliana, visto che dalla Sicilia ci vedono, insomma, non è uno sgarro ma credo che sia una mancanza di sensibilità e di opportunità da dare ai ragazzini, che so che ci tengono da morire, perché so che loro tutti vorrebbero venire in trasmissione, però purtroppo ci sono 1000 difficoltà. Non è così che si fa sistema, secondo il mio punto di vista. Il tuo punto di vista è abbastanza, mi correggo, è giustissimo, nel senso che
fare ciclismo significa fare ciclismo e dunque una cosa come quella che abbiamo fatto sabato significa premiare ed avere presenti tutti quelli che fanno ciclismo. Noi dal punto di vista diciamo, organizzativo e come comitato regionale ovviamente ci mettiamo diciamo, tutto l'impegno e speriamo sempre che tutti intervengano ovviamente. Però con questo, ripeto, qualcuno può avere anche dei buoni motivi per non essere presente, la tua domanda e la tua opinione, se ho ben capito, capisco dove è indirizzata, io direi che siccome, ripeto quello che ho detto prima, si tratta di un pomeriggio all'anno, sarebbe bello che tutti quelli che hanno intenzione di assistere, anche ovviamente se sono tantissimi, perché quest'anno ne abbiamo premiati tantissimi, perché purtroppo per fortuna per il Veneto vince sempre tanto, dunque alla fine avevamo una scaletta lunghissima, saremo contenti che tutti, proprio tutti quelli a cui sta a cuore il ciclismo partecipassero. Perché la festa del ciclismo, Mirko? Sì, sono d'accordo con Giorgio perché ovviamente il Veneto è una regione trainante, quindi premiare gli atleti che hanno svolto attività durante l'anno e soprattutto per i loro meriti, perché in definitiva, ma anche come dicevi bene tu, che fossero presenti perlomeno una rappresentativa per ogni società, però sicuramente è impegnativo, è difficile, forse anche il posto non potrebbe magari contenere tutte le persone, però penso che un po' di sacrificio darebbe merito sicuramente al lavoro che svolge la società o le società in campo, il comitato come dal punto di vista istituzionale e darebbe sicuramente merito al ciclismo. Insomma. Che piccolo sacrificio dovrebbe essere un piacere, allorché anche un onore. Allora, facciamo andare avanti l'intervista al Presidente del Comitato Regionale Veneto, Bruno Capuzzo, proprio all'interno di queste premiazioni. Avanti con le immagini. Un Veneto in salute, tantissime medaglie, insomma è stato un buon auspicio e una buona apertura da parte tua. Sì, abbiamo ereditato diciamo, una cosa molto ma molto importante, perché la leadership non è una cosa semplice. Mantenerla, come dico anche nel mio intervento, è sempre più difficile che conseguirla, però ci siamo riusciti alla grande, diciamo, perché abbiamo anche così un po' allargata e questo non guasta mai, non sono meriti miei e neanche diciamo che me ne possa addurre in alcuna maniera, sono i meriti delle nostre società venete che in assoluto sanno lavorare come nessuna in Italia, credo, e poche al mondo. Una cornice prestigiosa e tanti premi per tutte quante le società, anche un momento particolare, anche un momento di rappresentanza, anche voi che avete un messaggio importante anche attraverso un piccolo dono. Sì, è un piccolo segno perché i tempi, lo sappiamo, molto bene, le restrizioni economiche, chiamiamola crisi, chiamiamola come si vuole, naturalmente ha tagliato un pochino di più certe risorse che ci sarebbero dovute e sarebbero state molto importanti, però il segno c'è, è un segno così, seppur simbolico, di prestigio, proprio perché sono cose molto ma molto importanti, quello che queste società stanno facendo. È un ricordo che mi viene da dire anche personale, è naturalmente questo primo memorial Riccardo Brunello, sarà un punto particolare dedicato proprio all'attività su pista e ai suoi bravissimi artefici, ma soprattutto a una famiglia che credo ha dato tanto, ha dato la cosa massima, che è un figlio presumo, per così in maniera molto sfortunata, diciamo, se n'è andato, credo, uno dei più bei talenti che forse avremmo avuto dal punto di vista dirigenziale, cosa che mi auguro di poter pianino pianino con il mio cliché di rinnovamento apportare. Bene, chiudiamo questo piccolo cappello del Comitato Regionale Veneto, ma sicuramente parlerò tra poco di alcune idee che mi sono balzate in questa settimana tormentata dal lavoro, tra virgolette, è vero, ma prima di tutto manderei la seconda tranche, poi dopo la terza parte sarà veramente al fulmicotone, quindi vi aspetto tutti qua, non andate via e godetevi la seconda tranche con Junior, Donne e chi più ne ha fascia 2, Zoppas, avanti. Devo vedere meglio, se ne frega,
Seconda tranche, quante se ne vedono in questi luoghi, bellissimo questo murales per cercare di scrutare i corridori degli junior, fascia 2 e donne tutte. Chiaramente qua un po' la mancanza degli atleti si fa sentire soprattutto tra gli juniores, continuo a dirlo, ringraziamo solennemente gli amatori, perché i cicloamatori in qualche maniera promuovono e anche salvano gli organizzatori, perché anche loro con la loro partecipazione molto molto bella, anche molto di pathos, riescono ad essere sempre presenti e quindi da parte mia un'ammirazione particolare per tutti questi campioni, ricordiamolo, campioni. Abbiamo visto anche i saluti del numero 86 Dario Bellante, ma per quanto riguarda la fascia 2 abbiamo Toniatti, Cappelletti, Zoppas Flavio, Sartoraldo, Filippi Ernesto, Pordon Ernesto, D'Aversa Davide, Durante Agostino, Parro Giovanni, Sponga Marco, poi abbiamo Dal Gatto Massimo, Valentini Renzo, Martin Joseph e via tutti. Sono partiti anche gli junior, purtroppo pochi corridori juniores, Madotto Emanuele, Raimondi Eddi e Maronese Alex, i tre in pratica si giocheranno questa kermesse di Lives, mentre vediamo una Mara Dal Borgo in grande spolvero. Ricordiamo una Mara Dal Borgo che prima in classifica Master Woman, però chiaramente soffre la predominanza della Staffler Elite, ma ricordiamo che gli Elite, anche qua bisogna fare una discriminazione, sono esattamente come dei professionisti, mentre la Mara Dal Borgo come Master Woman si può equiparare ai cicloamatori. Ecco, una classifica forse doppia sarebbe meglio, anche per dare onore alle Master Woman, di indossare la maglia verde non sarebbe cosa brutta. Questo lo diciamo a Giacomo Salvador, sempre se vuole raccogliere non questa vena polemica, ci mancherebbe, ma penso che anche per quanto riguarda le Master Woman, insomma, il divario chiaramente anche negli allenamenti, con una Staffler, la Mara Dal Borgo è bravissima, però certamente le caratteristiche e soprattutto le opportunità di una come la Staffler sono enormemente superiori rispetto a una Mara Dal Borgo. Abbiamo detto, bellissime, incantevoli queste. Allora, l'altra volta a Bolzano c'era un aereo di linea, adesso un Alliante che approfitta delle correnti ascensionali, un microclima ideale, poco più a sud il microclima fa nascere un vitigno esageratamente buono, il Teroldego, con dei profumi di alta gradazione, anche questo va detto, perché fa parte sempre della grandezza del ciclocross che si immerge in parchi naturali, come in questo caso a Lives. Bellissime queste immagini dei corridori, abbiamo proprio visto Madotto Emanuele che sta facendo corsa a sé stante, su Raimondi Eddi e Maronese Alex. Per quanto concerne invece la fascia 2 abbiamo Zoppas e Schiro e Zoppas, in pratica Sant'Eschiro se la stanno giocando in due, ecco Zoppas in qualche caso è dietro le ruote, ciuccia le ruote per non faticare, vedremo se alla fine avrà ragione lui. Abbiamo visto ancora Parro, ma abbiamo anche visto Toscan, vogliamo citarli un po' tutti della fascia 2, Schiro Sante, Demez Guido, Petrucco, Von Glesensberg, Urban della Tirol Radler Boze in fascia 2, anche lui dal grande Giuseppe, il nostro grande dal grande Giuseppe, l'ho detto, li stimo tantissimo questi corridori. Crazzolara dal Lago, Bertella Martino, questi sono i magnifici fascia 2 dal grande Giuseppe dal grande, sono dei talenti tutti, veramente. Parro, oggi non vediamo Ottavio Paccagnella, ma lo abbiamo visto settimana scorsa, sicuramente lo vedremo anche domenica prossima a Mussolente. Vediamo una bella pedalata, abbiamo visto anche Raimondi Eddi, ma perché no? Ne vediamo un po' tutte, anche le donne, abbiamo detto, non molte per la verità, ma abbiamo la Maniaga Paola, la Arman Isabella, la Cauz Francesca, ricordiamolo, Francesca Cauz verso l'Iride Maccari Spumanti. Ecco, bravo Gigi Narder che manda le sue atlete, tu le mandi perché è una bella società e chiaramente una società importante crea quell'interesse attorno a sé che poi dopo fa venire altre società e quindi la competizione riesce meglio, diventa anche più affascinante. Bravo Gigi Narder, ma la Cauzzi si sa è un fenomeno, bravissima. Ma abbiamo anche la Tamara Rucco, la Torresani, la Vallortigara, l'Arman Elisa, poi abbiamo la Maronese, Tunner Giulia, Whitman Veronica della Egna Newmarket, poi abbiamo Pordon Linda per quanto riguarda le donne. Abbiamo detto gara a sé stante per quanto riguarda Maniago Paola, tanto vediamo con il dorsale 107 Crozzara Helmut, poi dopo
questo cerca la bicicletta, vediamo proprio dalla Giacomo a Pier Giorgio che va in cerca della bicicletta da sostituire, cioè, ma come possono essere questi errori? Ha ragione ad arrabbiarsi, insomma, va bene i cicloamatori, ma loro ci mettono l'impegno massimo esattamente come i professionisti, come gli elite. Una sciocchezza dei box, questa, imperdonabile. Ma comunque incoraggiamo dalla Giacomo a Pier Giorgio, perché veramente, vediamo nelle retrovie, sembra una bella pedalata, chissà chi è quell'omino che corre così, Flavio Zoppas, chi può essere? È lì che sta attento, anche oggi non vuole lasciare nulla al caso. Questo è Madotto Emanuele, primo dall'inizio, sta facendo forza completamente in solitaria. E vediamo un interessato Giacomo Salvador, che bisogna fare un monumento, che ha una passione. Lui incita tutti, veramente, ha una parola di conforto per tutti gli atleti. Ed è bello questo, perché è la forza dello sport, è la forza del ciclocross voluto da Remo Mosole, ma scherziamo. E veramente bisogna tenerne conto. Vediamo, Sant'Eschiro è ancora davanti, lì davanti, e Flavio Zoppas. Siamo alle fasi conclusive, se non altro per il semplice fatto che quando vedo Zoppas davanti vuol dire che non manca più di tanto. Bravissimo anche Giuseppe Dal Grande, veramente bravo, lui si sta testando in quarta, quinta posizione, ma anche Valentini Renzo, lo vediamo, questa è la donna, vediamo, ed è proprio la Maniago Paola, che si sta involando in pratica sull'addirittura d'arrivo. Poi vediamo ancora, abbiamo visto la numero 31, la Arman Isabella, ma anche Arman Elisa, abbiamo visto la Cauz, tra poco vedremo il divario tra la Maniago Paola e la Dal Borgo, la mette tranquilla, la Dal Borgo è lì che è un po' affannata, non sta rosicando più di tanto. Qua vediamo Flavio Zoppas, guardate, forza della natura, questo arriva prima di tutti, primo assoluto Flavio Zoppas, io non ci posso credere. Non ci posso credere. Flavio Zoppas, fascia 2, pensate, potete dire quello che volete, primo assoluto. Qua lo vediamo. Guardate, volata finale. Zoppas su Sant'Eschiro, fenomenali. E qua il primo degli junior, terzo assoluto, primo nella sua categoria, Emanuele Madotto. Qua vediamo un Dal Grande Giuseppe che arriva anche lui tra i primi, Raimondi Eddi e Maronese Alex per quanto riguarda gli junior. Su tutti, fascia 2, abbiamo visto Flavio Zoppa e Sant'Eschiro dare la pappetta ai giovani, bravi. Qua conclude anche il numero 92 Pardon Ernesto, e qua vediamo le donne. Tutte le donne, vediamo la Maniago Paola con un bel vantaggio rispetto alla Mara Dal Borgo. Lei si invola a vittoria certa, ma la Mara Dal Borgo ha venduto cara la pelle, bravissima la Mara, bravissima la Maniago, terza Arman Isabella, Cauz Francesca al quarto posto, poi dopo Rucco, Torresani, Maronese, Vallortigara, Arman Elisa, Tanner Giulia, Widman, Veronica e Pordon Linda. Abbiamo voluto citare tutte le donne, questa è la Mara Dal Borgo, bravissima, seconda assoluta, bella gara per lei, bella comunque questa cronaca, mi è piaciuto, mi ha entusiasmato. E poi perdonatemi, quando vedo un amatore che sopravanza i giovani, bene, grande, bisogna far festa. Abbiamo visto anche la Cauz, abbiamo visto anche la numero 35, la Rucco Tamara. Adesso via con le interviste, diritto alle maglie di capoclassifica e perché no, anche no. Mara Dal Borgo, allora già chiariamo che faccio il tifo per te, ma c'è anche un motivo. Un motivo è che sei una master woman, devi competere con l'elite e quindi non è facile. Oggi, vista l'assenza della Staffler, comunque vesti la maglia verde e questo già la dice lunga, vuol dire che sei là, insomma. Diciamo che io faccio il mio meglio, ovviamente. È difficile competere con l'elite perché comunque teoricamente hanno molto più tempo di noi di allenarsi. Mi sta andando abbastanza bene e chissà che arrivi almeno molto più vicino alla Staffler, se non prima, insomma. Un consiglio all'organizzatore bisognerebbe darglielo, forse, se lo accetta, il fatto che comunque anche negli uomini, nelle fasce 1 e fasce 2 c'è una maglia, dovrebbe essere anche così per le donne, credo. Sì, sarebbe bello, forse non la fa perché non siamo in tantissime, però alla fine tante volte le categorie agonistiche sono in meno di noi amatori, quindi forse una maglia per noi starebbe anche bene, insomma. Vai, lo abbiamo detto, viva gli amatori, è vero Mirko, abbiamo detto, salvano gli amatori, salvano tante situazioni, a volte un po' anche imbarazzanti.
Beh, sicuramente gli amatori sono uno zoccolo importante come le categorie giovanili, sono i papà che portano i figli a correre e quindi di conseguenza non bisogna dimenticarli. Tutti dicono che io tifo male dal Borgo, c'è stato il motivo, nel senso competere con un'elite che fa quello come di mestiere, insomma, diventa dura e quindi andrebbero premiate. Sì, prenderemo sicuramente Giacomo, anch'io che collaboro con lui, prenderemo in considerazione questi spunti per il prossimo anno per eventualmente assegnare e trovare Guarda che l'hai detto, eh. Segue qua 3. Marca, ma l'ha detto, hai sentito? Sei contenta? Sentito. Sentito? Archiviato? Archiviato. Un applauso. Ma siamo qua anche perché poi non dicano che Scratch si occupa soltanto di ciclismo. Quando nelle cronache mi sentite così enfatizzato, pensate, le facciamo quando sono già state fatte, quindi una registrata, in qualche maniera sappiamo già come sono le classifiche eccetera, però a me piace, amo tutto lo sport e tutti gli sportivi, da una vita ho dedicato tutta la mia vita proprio per poter dare questo diritto importante allo sport. Tra poco abbiamo detto sulla terza parte, poi dopo concluderemo con delle notizie importanti, ho già caldeggiato i miei ospiti, così si stanno preparando alla grande, ma ci saranno delle sorprese. Ma sicuramente la sorpresa è qua, che sono venuti anche da tanto lontano, da Breda, di Piave, da Maserata, l'Energym Breimas, qua abbiamo il presidente, quindi, allora, Vincenzo Balzano, professore, presidente di questa società, lui era già lì pronto per applaudire. Vai. Grazie. Ne hai diritto e questa è una trasmissione democratica. Presidente, presentaci velocemente queste belle creature. Niente, praticamente è una società di genitori creata un paio d'anni fa, nel 2007, e facciamo prettamente pallavolo. Abbiamo cominciato dall'attività del mini volley, adesso abbiamo varie categorie e per dare un'alternativa alla pallavolo stiamo anche lanciando l'hip hop. L'hip hop, un nuovo ballo lanciato qualche anno fa e abbiamo una bella realtà. Allora facciamo un applauso a Pierluigi Consol, Michele Cenedese, Fonte Basso Martina, dov'è? Eccola lì. Linda Fossaluzza. Linda Fossaluzza. Loro sono una rappresentativa della squadra juniores under 18 e c'è il proprio allenatore e poi rappresenta anche la terza divisione maschile che è il capitano. Ve lo passo un attimo giusto per un saluto veloce. Capitano. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, sei contento? Una formazione, tutti i genitori siete? No, i genitori fanno parte dello staff dirigenziale. Sì, certo. I ragazzi, le ragazze sono tutte under 18, tutte giovanissime, sono quasi tutte under 16 per dire la verità. È la mia prima esperienza da allenatore e mi sta divertendo tantissimo. Come giocatore ormai sono quasi agli sgoccioli, ho detto finiamo la carriera qua e vediamo come va, spero vada bene. E noi ti facciamo gli auguri. A te e al tuo presidente, che leggermente ha questa pronuncia meridionale che non guasta in terra veneta, insomma, dai. Anche io ho degli antiche... Massimo, lo sport è tutto sport, poi dopo andremo anche da un altro ragazzo, poi io tifo per tutti gli sportivi, no? Ma è vero che poi dopo alla fine in certe organizzazioni si arrivano gli amatori e gli amatori poi dopo parleremo proprio con Mario, sono quelli che tengono su tutto il movimento commerciale del ciclismo. Sì, se lo mettiamo... No, scusa, il microfono non ti serve, dammelo pure a me, va. Scusate Arterio, vabbè. Se facciamo un discorso puramente commerciale direi di sì, però bisogna anche applaudire queste persone amatoriali che lo fanno anche proprio per competizione, per fare dello sport, insomma, quindi è bello vedere questi gruppi che magari escono la mattina, fanno bicicletta oppure fanno anche altri sport, perché comunque lo sport, che sia dall'inizio, quando sei un ragazzino giovane, ma portando avanti anche negli anni futuri, è sempre star bene con la salute, certo. Condividere dei momenti in società, buttare via lo stress che si accumula durante la settimana, insomma, ecco, sono piccole cose ma che poi alla fine ti rilassano ed è bello. Insomma. Ne affronteremo questi, io vorrei che i telespettatori ricordassero quello che hai detto, cioè spendono del tempo pro bono, nel senso, e poi dopo anche gli fa bene alla salute, all'intelletto, funziona un po' tutto. Ricordiamocelo, Mario, i cicloamatori comunque sono coloro che poi spendono i soldini perché vanno alla ricerca dell'high tech, del prodottino particolare, alimentano il mercato, insomma. Sì, quelli lì proprio gli amatori, diciamo così, fissati, diciamo, perché ci tengono ad avere il prodotto particolare, quello lì leggerissimo, cose di questo genere, sono in tanti.
però non è che si fossilizza tutto in questo sistema qui, nella ricerca di questo prodotto cosa. Quello che è importante è che ormai la persona comune ha capito che fare dello sport fa bene soprattutto al fisico. Come diceva anche Massimo prima, soprattutto lo si fa perché durante la settimana si è sotto stress, si è sotto pressione per i vari lavori, qualcosa che non va bene nelle aziende e soprattutto in questo periodo che tutti conosciamo. E questo fare attività motoria serve a tutti. E ce ne siamo accorti in questi ultimi anni, anche se il tempo magari è un po' più tiranno, perché siamo tutti presi a dare di più nel lavoro, a dare di più per le energie delle aziende, per questi soldini, perché servono sempre i soldini, certo, perché, è determinante, mi dispiace, perché ma così purtroppo dipendiamo è da vero. questo aspetto. Però alla fine ritagliamo sempre una buona parte di tempo dedicata a noi stessi e ci vogliamo bene in fondo. Tu mi conforti, un applauso per favore, mi conforti perché nel ciclismo si sono un po', diciamo, spezzate sono caduti un po' dei luoghi comuni, no? Che le davano il ciclista, insomma, sai, un po' pirlotto, ingenuo, eccetera. Tu, insomma, sei un affermato imprenditore, lavori per una grande azienda. Simone Fraccaro settimana scorsa ha una sua linea, cioè ci sono molti che hanno fatto anche negli anni 60-70 attività, sono stati dei professionisti che però nella vita si sono poi dopo dati da fare con successo. Sì, sono in parecchi, ma non dimentichiamo anche Massimo. Ma il fino a Ghiro ieri si ha messo sa, sì. insomma. Il Ghiro è forte perché ha un negozio tutto suo fino a ieri, adesso ha iniziato a fare il direttore Cosa fai sportivo, di è un negoziante direttore tu? Cos'è sportivo. che vendi? Dimmi. Vendeva fino a ieri. No, devi dirmelo. Me lo devi dire. No, io a un certo momento... ma ti rispondo se mi lasci... Ho sfruttato un po' il momento, diciamo, del filone immobiliare e ho fatto qualche investimento, ma è stato così una cosa mordi e fuggi. Alla faccia dei cretini la mia ciclisti, passione, vorrei dire... vai! La mia passione, vorrei dire, ai telespettatori è il ciclismo, è lo sport. Ma mi pare giusto, ma è logico, ma ti faccio i complimenti. No, perché se avevi un mercato di biciclette potevi portare una bicicletta per il presentatore. Si può fare. E allora, si può fare. un applauso, un applausone. Un'altra cosa, un'altra considerazione va fatta, perché poi dopo il bello è la conoscenza, ci conosciamo dietro le telecamere, con Diego Retis ci siamo conosciuti diciamo da poco tempo, con suo fratello un po' di più, Stefano, anzi vogliamo rilanciare quello di Mussolente, il campionato provinciale? Beh, se ricordiamo che domenica prossima, il 29, c'è l'8ª prova del trofeo Mosle Mussolente e si svolgerà il campionato provinciale di Vicenza, dove ricordiamo ci saranno, oltre che le telecamere di Scratch, ci sarà la RAI, e ci saranno fior di campioni come Marco Aurelio Fontana e anche le nazionali italiana professionisti. Un applauso. Diego Retis, vieni qua. Vieni qua, amico mio, vieni qua. Tu hai 24 anni, no? Prima mi dicevi insomma, che hai fatto una bella gara, l'hai anche vinta in maniera importante. A che ora ti alzi la mattina per andare a lavorare e che mestiere fai? Mi alzo alle 4 quasi tutte le mattine e lavoro su una pressa e faccio pannelli in legno. Poi dopo? E dopo voglio una funzione orale e 1:30 sono in bici con l'allenamento. Quante ore? Dalle 2 alle 3 ore. Poi la domenica invece di andare a Morose, che potresti andare al sabato, va bene? Quindi presto anche la domenica e si parte per la trasferta della gara. Ti siedi per favore, che mi vado a vergognare da un'altra parte. Io mi vado a vergognare da un'altra parte. Ma ragazzi, ma adesso parleremo tra poco, adesso mandiamo il terzo spezzone. Mario, Giorgio, Mirko, Massimo, ma non mi vengono i brividi grossi come delle querce? Ma questa realtà qui comunque di gente che fa del lavoro e poi attribuisce lo sport a ragazzi giovani e tutto, erano realtà quotidiane nei nostri tempi. Non si poteva vivere solo di ciclismo. Io dico sinceramente, ho lavorato fino all'anno in cui sono passato professionista. Quell'anno lì i miei hanno giocato la carta dicendo vabbè, ti lasciamo 2 giorni alla settimana liberi per allenarti. Mi è andata bene, sono uno dei pochi a cui è andata con gonfie vele perché mi è andata bene, però ce ne sono tanti altri che adesso attualmente fanno così. Comunque con questi sacrifici la regola. si apprezza sono di più. eccezioni oggi come oggi, Con sono questi, invasi da grande questo fratello, che volevo dire, dalle minchiate. Con queste eccezioni si apprezzano di più le vittorie, perché questi sacrifici ti fanno mordere veramente la mela. È questo che serve. Ragazzi, allora abbiamo detto terza tranche, poi di nuovo in studio per un finale esagerato e quindi adesso siamo con gli Elite, gli Under 23 e la fascia 1, quindi avanti le immagini, forza Cais.
E cala il sipario Lives con queste ultime gare, l'ultima tranche che vede tra gli scudi i protagonisti Under 23, Elite e Fascia 1. Nicola Gadotti, lo vediamo, simpaticissimo ragazzo del team Sud Tirol, insieme a lui c'è Cazzaro Manuel, ricordo del Cazzaro Manuel Gran Premio Comunità Montana del Brenta. Questo è Diego Retis, il numero 4 è Calvi Mirko, ma del Sud Tirol completa Leveghi Kevin, e qua vediamo il numero 1 Segat Marco del Cycling Team Friuli, come dal resto, e anche in capo classifica Cusin che indossa la maglia verde. Questo è il gruppo Esercito con il numero 51 Giannella Ignazio, che mi pare che per l'occasione abbia anche un tifoso importante, penso sia suo figlio, poi lo vedremo. Tanto sono partiti, come si dice, alla garibaldina, senza guardare in faccia a nessuno, li vediamo tutti quanti belli là. Abbiamo visto Gidoni Marco che chiudeva il lungo biscione degli Under 23 degli Elite. Parte la fascia 1 con, tanto per dire, Moser Giuseppe, Mogno, Perini, Caisi, Ivan, Daros, Caldart, Gianella, Barattin, Mirko, Savio, Manelli, Rucco. Abbiamo del Riccio Carmine, Sartori, Cusin Simone, che indossa anche la maglia di capo classifica, Borghesi, Getter, Ballardini, Bergamini e Lonardi. Matteo, il quale completa la lista degli amatori fascia 1. Vediamo Cusin, prima abbiamo visto Nicola Gadotti, certo Cusin più che amatore mi sembra un professionista, tanto è bello da vedere sia in bicicletta ma sia in corsa, perché è un corridore veramente che a me piace tantissimo, è anche molto umile, come è umile sia Diego Retis, che lo vediamo che è lì, Diego Retis su Segat Marco, poi abbiamo Svegl Jones del team Silmax, quindi il numero 3 lo abbiamo visto, Linguanotto Matteo. Quindi oggi una opportunità per il vicentino Diego Retis per poter coronare anche forse quello che è il sogno di questo trofeo, poter vincere una gara, e perché no, noi glielo auguriamo. Vediamo che il suo apripista è lì, tranquillo, Calvi Mirko, qua ancora Cusin, tra questi filari delle Marlene, che sono delle mele, come dicevo prima, molto fastose, molto belle, grandi, rosse, ma soprattutto buonissime. 18 per Kevin Leveghi, o Leveghi Kevin, che con una bella vittoria potrebbe veramente insidiare i capigruppo. Ancora il numero 1 Marco Segat. Ricordiamo la classifica degli juniores, abbiamo ancora Lorenzon Rudi e Santini Pietro che incombe, e Righettini Andrea al terzo posto, mentre per quanto riguarda la classifica Under 23 proprio abbiamo una lotta tra Tabacchi e Leveghi. Poi vedremo oggi come andrà a finire. Certo, Tabacchi è assente e quindi bisogna vedere se riuscirà ad approfittarne l'atleta del Sud Tirol. Oltretutto gioca in casa, lui abita a pochi chilometri, 4-5 chilometri dal percorso di Lives. Ancora bene Cusin. Per quanto riguarda gli Elite abbiamo Paccagnella Thomas della World Service Brenta comodamente in prima posizione, segue Diego Retis con qualche punto, ma se dovesse vincere o comunque piazzarsi potrebbe avvicinarsi parecchio dai 121 punti di un assente Paccagnella Thomas, quindi potrebbe insidiare con 109 punti o 105 a seconda di dove si classifica. Per quanto riguarda chiaramente la fascia 1, comodamente al comando abbiamo questo Simone Cusin, il quale insomma sta facendo corsa a parte. Bella gara questa tra due belli interpreti, vediamo proprio Diego Retis dietro a Svegl Jones, poi abbiamo anche Segat Marco che l'abbiamo visto che sta cercando di faticare parecchio perché deve aver avuto un incidente, sta andando fortissimo, si sta avvicinando sempre di più, però vediamo che il povero Marco sta veramente sudando le 7 camicie, come si suol dire. Davanti Schwebgel che in pratica sta lavorando parecchio, intelligente in questa fase di azione Diego Retis a rilanciare e stare dietro il corridore che comunque in qualche maniera lo sta un po' sfiancando, sta un po' ciucciandogli la ruota, ma va bene così perché tante volte lui tira come un matto. Se oggi riesce ad organizzare una gara intelligente potrebbe anche fare il numero
della domenica che ben merita Diego Retis. Questo è un bel ragazzo, un ragazzo veramente d'oro, noi siamo contenti di citarlo spesso, come anche Marco Segati, incitato da un veramente positivo Giacomo Salvador, incita tutti, pare che lui tifi tutti, ma questo è il bello, lui è un po' il padre putativo di tutti questi atleti ed è giustamente sa cosa vuol dire far fatica. La fatica per tutti quanti è uguale, come può essere per Cusin, ma deve essere anche per Baratin Mirko, famiglia dedicata al ciclismo, è votata, è evocata al ciclismo, quindi bene ci fa per quello che è il movimento, ma anche Perini Paolo, abbiamo visto bene, ancora Cais che rilancia, e qua abbiamo visto proprio un interessato fotografo, e qua fotografa il suo papà, credo, che è il numero 51, Giannella Ignazio, del gruppo Esercito, quindi gruppo sportivo Esercito, e sono anche belle queste cose, scusate, nell'era dove i figli non gliene frega un tubo dei genitori, vedere un figlio che fotografa il papà, insomma a me queste cose qua commuovono, poi dopo voi fate quello che volete, ma a me è così, perché oggi veramente abbiamo una controtendenza, abbiamo qualche problema secondo me proprio a livello sociale. E per fortuna che alla domenica noi andiamo al ciclocross perché ci divertiamo e vediamo l'autenticità degli atleti e delle famiglie. Quindi va bene così, noi ci divertiamo un sacco, lo facciamo volentieri, e viva il ciclocross ed evviva anche Del Riccio Carmine, altro esponente del gruppo sportivo Esercito, come invece non lo è, ma è bravissimo lo stesso, Calvi Mirko. E adesso vediamo Diego Retis su un lanciatissimo Marco Segati che recupera posizioni e si classifica al secondo posto, ma è Diego Retis che vince, braccia alzate, bravissimo. Ragazzo di Vicenza, si impone su proprio Segat Marco, terzo Schwegl Johannes del Silmax AMD Merida, Calvi Mirko al quarto, Linguanotto Matteo al quinto, e qua vediamo proprio Simone Cusin che prende un rischio, adesso poi vedremo anche il replay con l'altra telecamera, la seconda telecamera, questa è la terza telecamera che inquadra un arrivo esagerato per quanto riguarda proprio questo fenomeno. Cusin, Simone su Del Riccio Carmine e Savio Daniele al terzo posto. Abbiamo visto, non vorrei essere nei panni dei gemellini perché sicuramente bene non gli hanno fatto. Qua vediamo il 56 Del Riccio Carmine che sta arrivando sprombattuto, seconda piazza per lui, non poteva fare nulla contro la strapotere di Cusin, ma bravissimo Del Riccio, come bravissimo anche Daniele Savio del Torre Vallortigara. Vediamo il numero 57, proprio Sartori Daniele. Retis quindi vince, si porta in seconda piazza per quanto riguarda il trofeo. Vediamo ancora Feltrin Mattia, Leveghi Kevin che vince per quanto riguarda gli Under 23 su Gidoni Marco e Manuel Cazzaro. Poi Feltrin Mattia, vediamo il 45, Ivan Cais, bravissimo, si arrabbia un po'. Qua un Nicola Gadotti che fa lo sborone e attenzione, ancora un po' ci ammazza l'operatrice, ce la investe, non voglio ancora rimanere vedovo, è andata bene, stiamo attenti ragazzi, divertiamoci in sicurezza e adesso avanti via con le interviste. Diego Retis, insomma una bella vittoria, non c'era forse il Gotha, non c'erano i migliori, però tu oggi eri presente, è stato il migliore fra i migliori, una bella vittoria. Sì, una bella vittoria nonostante le mancanze, però dopo 3 anni è arrivata e va bene così. Soprattutto ti abbiamo visto che in queste ultime settimane stai facendo veramente dei progressi incredibili, sarà anche forse l'allenamento, l'alimentazione? Ma l'alimentazione no, perché non guardo quelle cose lì, ma l'allenamento lo sto curando molto bene quest'anno. Cosa pensi? Puoi pensare in alto, puoi pensare in grande? No, non penso niente, quel che viene viene. Kevin, insomma, vittoria e maglia. Sono felice anche perché questa gara qui è proprio vicinissima a Bolzano, è come correre in casa qui per me e speriamo di tenerlo il più possibile, dai. In questo trofeo c'è uno zoccolo duro, coloro che partecipano spesso e volentieri, è anche un modo per farsi vedere perché alcuni vanno chiaramente alle indicative nazionali come Coppa Italia eccetera, però anche qua è un modo per mettersi in vetrina. Sì, sicuramente è un bellissimo trofeo questo, è un peccato a volte dover scegliere perché sono belle tutte le corse, però io qua ero vicinissimo a casa, abito a 5 km e ho preferito venire qui. Simone, una fascia 1 che avete dato, anzi hai dato concorrenza agli Elite e agli Under 23, anzi quasi quasi potevi arrivare primo assoluto.
Sì, bellissima gara, sono partito forte, gli elite erano sempre là, non sono riuscito a rientrare, comunque gran corsa. Ci fosse stato un momento in cui non avessi perso quei 40-50 metri, forse te la potevi giocare alla pari. Sì, sicuramente trovarmi là sarebbe stata una bella sfida. Sì. Ecco, questa maglia insomma in qualche maniera ci tieni a tenerla fino alla fine. Certo, ormai siamo partiti così, alla seconda gara la maglia ce l'avevo già, adesso si vede di portarla fino alla fine. Bruno, assessore allo sport di Lives, oggi una bella compartecipazione e poi mi viene da fare subito una domanda un po' così pretestuosa. L'Alto Adige si unisce all'Italia, diciamo così tra virgolette, quando ci sono le necessità, le intelligenze e le eccellenze, come in questo caso quando si parla di sport. Beh, sicuramente siamo in Italia, siamo in Alto Adige, pensiamo anche in Italia, questo credo sia fuori dubbio. Devo fare i complimenti a questa società che sta organizzando ormai da 2 o 3 anni questo trofeo, devo dire a livelli veramente eccellenti, la partecipazione lo dimostra, vengono da tutte le parti d'Italia, questo credo sia una grossa soddisfazione per il comune ma soprattutto per la società organizzatrice che ha i meriti, che si merita vedendo la partecipazione anche da fuori regione. Bene, bene, abbiamo visto che bello spettacolo a Lives, bravo anche l'assessore. Allora, si parlava prima, adesso facciamo interagire i nostri ospiti, su quelli che sono poi dei problemi fondamentali. Il ciclismo spesso si contorna di problemi che poi in realtà non esistono, oppure, non so, tu non sei venuto a questa presentazione, quell'altro si è offeso perché non sono venuti questi, insomma si perde tanto in chiacchiere. Io invece voglio farvi vedere il trascorso di questa settimana e se mi seguono le telecamere su quest'orda di casino che io ho qua, tanto buttiamo via un po' di roba, voi calmi, abbiamo ancora 14 minuti e possiamo ancora... Allora, vabbè, questa la teniamo per dopo perché è troppo, questa non c'entra niente col ciclismo ma è troppo bella. Sull'onda che so che purtroppo è successo un grave incidente e un ragazzo di 17 anni oggi non c'è più e quindi non posso io, diciamo così, piangere la scomparsa di Orsani, perché un ragazzo di 17 anni ti fa piangere il cuore, non è giusto morire per le strade né per allenamento e neanche perché uno ha la passione della bicicletta. Però sta di fatto che Orsani, 17enne, non c'è più. Stefano è stato ai suoi funerali, c'erano 8.000 persone, però una in meno e non va bene. Ma non va bene perché io poi dopo andandomi a guardare i giornali, vabbè, l'operaio serbo sarà sepolto in patria, questo qua non c'è più. Investito in bicicletta. Vabbè, questo qua è un'altra cosa. Autopirata uccide ciclista, che poi non ho capito perché li chiamano pirati. Sta di fatto che un altro ragazzo non c'è più. Autopirata uccide. Qua siamo all'oblio. Investito in bicicletta, 90enne in coma, vabbè, è 90enne, però cacchio, se non era la sua ora, oggi il 90enne sarebbe ancora qua. Pista ciclabile, no al progetto. Ma dai, ma non esiste. Qua siamo all'oblio, perché se noi continuiamo a farci del male così, non si può poi mettere a caratteri cubitali da Ross 20 anni, perché si è dopato e per questo povero ragazzo siamo dovuti andarlo a cercare su internet. Non credo che sia il caso, non so voi cosa pensate. Però sta di fatto che siamo all'oblio, stiamo cercando di fare un progetto sportivo che sia più coeso ed esteso possibile. È un'Italia che veramente si sta confondendo, si sta perdendo nei meandri dell'oblio. Il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, Gentaglia che non ha più niente da dire, che vanno per una pippa di tabacco per farsi vedere, perché sono cose che veramente stomacano. Di sera non facciamo sport, accoltellati per scommessa. Conegliano, si ammazzano. Vabbè, questo qua che è? Ah, questo qua dell'AIT, lo do a te, va, guarda, era del Gazzettino, questa è una bella notizia, va. Chissà quanti soldi avete speso, va. Vabbè, va. Questa poi dopo non siamo all'oblio. Gettano dal poggiolo il frigorifero verso i carabinieri, guardate che non sono cazzate, questi sono 3 giorni, Potete anche applaudire, ragazzi, non state tiepidi. Un'altra, siamo all'oblio, ragazzi. Noi che con il ciclismo siamo anche intelligenti e voi ne avete dato testimonianza. Massimo, dove stiamo andando? Ci stiamo perdendo delle occasioni.
Come ci sono le vittime della strada e le vittime sul lavoro, ogni volta che muore un operaio giustamente fanno delle interpellazioni parlamentari, si incastrano tutti giustamente, ma ci sono dei lavoratori in bicicletta onesti che fanno la loro attività e anche coloro che hanno tutti i diritti di svolgere la propria passione tranquillamente, non hanno le strade, non ci sono le piste ciclabili, non c'è l'educazione. Sono temi forti, i due temi forti, prima tu hai detto il doping, ma soprattutto la seconda, vedere questi ragazzi che muoiono sulla strada sicuramente è una pena. Il problema è ampio, insomma, bisognerebbe capire anche il nostro governo, i nostri politici. Qua dobbiamo andare a toccare. Cosa vogliono investire su queste piste ciclabili, tu le hai citate prima, evidentemente questa è una mancanza di cultura. Ripeto, Olanda, Belgio, paesi nordici sono insomma, fornitissimi di piste ciclabili, ma però vedi anche di fuori dei supermercati biciclette a non finire. Dovremmo anche noi forse cambiare un po' la nostra mentalità, usare un po' più il mezzo meccanico, per esempio. Mario. Per richiedere più strade, sì, in effetti quello che si dice non c'è una tradizione a tutto questo e ci lascia un po' in balia dei venti perché abbiamo delle piste ciclabili che non sono delle piste ciclabili. Perché se vediamo abbiamo il territorio che è dislocato in maniera diversa che all'estero, le case sono quasi a ridosso delle strade. Non ci sono gli spazi e quindi hanno mangiato dove hanno potuto, e vedo delle piste ciclabili che sono più al farsi male che al proteggere il ciclista. Io ne ho vista una disegnata su un muro di una casa, sì, no, quello, si dice, cioè, c'è una siepe, se sbuca fuori, su quella siepe proprio che la fiancheggia, se sbuca fuori il proprietario dell'immobile con la sua macchina, chi va in bicicletta lì se lo trova davanti senza non sapere neanche chi ringraziare. Quindi queste non sono piste ciclabili. Dobbiamo cambiare la mentalità, fare delle piste ciclabili che ci permettono di andare con una buona visione per non farci male. Allora chiunque andrebbe sulle piste ciclabili. Giorgio, presidente del comitato regionale, vicepresidente vicario, è una carica importante. Ecco, io prima dicevo il ciclismo, ma in tutti gli sport, ma noi parliamo di ciclismo e siamo appassionati per questo meraviglioso sport, dovrebbe fare più sistema intorno a sé e cominciare a reclamare dei diritti importanti. Uno dei diritti sono quelli delle vittime del lavoro, come possono essere i ciclisti, e bisognerebbe fare qualcosa. Io mi auguro che Renato Di Rocco prima o dopo ci venga anche a trovare e potremo parlare anche con lui. In seconda battuta, in seconda analisi, è proprio quella del sistema culturale viziato, stupido e a volte ignorante italiano, che è quello che nelle autoscuole si parla di come cambiare un carburatore che ci va un perito meccanico, quando non si va a dire che quando c'è una gara ciclistica esiste un inizio gara, fine gara e in quella zona è protetta. Cioè, quindi credo che siano delle lacune esagerate. Sono d'accordissimo, anche perché tutto quanto era stato stabilito, regole, modi in tempi non sospetti. Adesso come adesso la strada e soprattutto i mezzi che impegnano la strada sono enormi. So che la Federazione Ciclistica Italiana, il Comitato Regionale Veneto e non solo il Comitato Regionale Veneto stanno cercando di spingere soprattutto su un punto, oltre che dal punto di vista di assistenza assicurativa, che è un'importanza enorme per i ragazzi che fanno questa attività, anche di cercare di modificare il codice della strada proprio a livello, io la chiamo Roma, tra parentesi, cioè nel senso a livello... Quella c'è. Ecco, esatto. Cioè nel senso ci siamo accorti, si sta rendendo conto sia la Federazione Ciclistica Italiana, ma anche lo stesso governo italiano sta intraprendendo una strada per cercare di modificare alcune cose che assolutamente in questo momento non possono più essere sostenute perché, ripeto, il traffico e soprattutto i pericoli che ci sono sulla strada al giorno d'oggi sono aumentati rispetto a quello che era il codice della strada fatto come lo stiamo vivendo adesso. Di conseguenza spero che ci sarà un adeguamento, come dicevi te, sulle autoscuole, un adeguamento oltretutto sulle scuole proprio, cioè venga insegnata a livello scolastico quello che è la pista ciclabile, quello che ci sono... Mi pare giusto. La Federazione Ciclistica Italiana sta intraprendendo questa strada, spero che ci arriviamo il più presto perché ormai le vittime sono tante. Mirko, abbiamo visto soltanto nell'arco di 3-4 giorni, ma io invito tutti i telespettatori ad aprire il giornale, i ciclisti morti. Cioè io credo che nella Costituzione italiana ci sia un articolo preciso, prendersi cura dei più deboli, no?
anche nei soccorritori l'ABC è la prima cosa, prima di tutto non nuocere, credo che sia la buona novella del buon padre di famiglia. Ecco, questo ciclismo a livello dirigenziale, voi giovani che avete anche qualche intelligenza in più del sottoscritto, ecco, e qualche competenza in più del sottoscritto, potete fare qualcosa. La prima cosa è, quando si lamentano i futili motivi, ricordare queste piccole grandi tragedie. Sì, sicuramente quando si arriva a parlare di questi avvenimenti è già troppo tardi, siamo già arrivati in ritardo, quindi bisogna soffermarsi e ritornare indietro, fare 2 passi indietro, pensare sicuramente a quello che non è stato fatto, a quello che si potrebbe o si poteva fare. Di conseguenza sicuramente, come hanno già detto Massimo e anche Giorgio, bisogna lavorare alla base, a lavorare con i giovani, che poi saranno coloro che guideranno una macchina o andranno per le strade o avranno anche un incarico dirigenziale a livello importante, un politico o quant'altro, cioè coloro che alla fine poi non devono forse guardare i propri interessi, ma guardare gli interessi delle persone che vanno per la strada. Vorrei ricordare che, come aveva detto bene Massimo e anche Giorgio, credo hanno corso molto al nord. Lì le strade non hanno il marciapiede come abbiamo noi, quindi diventa anche un po' difficile, cioè per un ciclista, diciamo così, un turista può anche viaggiare in un marciapiede, ma se un ciclista, un corridore o che si sta allenando è un po' difficile che si alleni. Logico. E logicamente anche la macchina interviene in questo, perché occupiamo la sede stradale, che diventa sempre più stretta perché i mezzi sono sempre più larghi. Ma anche loro la occupano. Anche loro la occupano, tutti vogliono occupare la strada e tutti vogliono avere una precedenza. Ma credo che quando si vede un nugolo di ciclisti si perderà al massimo un minuto e mezzo. Cioè, voglio dire, un mio amico che non c'è più mi dice sempre: ma dove te curi? Dove andare qua a guardare la televisione? No. Insomma, la televisione si può guardare anche 5 minuti dopo. Sicuramente loro hanno possibilità maggiori, perché basta premere l'acceleratore, esatto, dico io, e in un attimo si passa il gruppo di appassionati. Esatto. Però invece i ciclisti che stanno svolgendo un'attività spesso alla domenica o per passatempo non hanno questa possibilità. Massimo, abbiamo 2 minuti. No, volevo solamente dire che bisogna anche comunque rendere onore a quelle società che a livello giovanile o meno giovanile vanno a prendere i ragazzi a casa, li portano nei circuiti chiusi. Abbiamo un esempio molto bello che è il Lago delle Bambie del nostro amico Remo. Che Dio ci conserveremo per l'eternità. E quindi queste persone che fanno esclusivamente volontariato si occupano anche dei nostri ragazzini, e questo bisogna anche dirlo. Purtroppo ci sono anche queste realtà, ma credo che lavorando anche in questo senso possiamo permettere a ragazzini che possono andare in bicicletta senza il rischio degli incidenti. E soprattutto fuori strada. Facciamo sistema. Siamo proprio in chiusura. Questo dolce pubblico è ammutolito. Stefano, ne parleremo. Ricordiamo Mussolente, ricordiamo Faè. Grazie a Mirko di essere stato con noi. Grazie Giorgio per la tua presenza. Potete andare avanti con la musica. Grazie anche a Mario Beccia e a Massimo Ghirotto. Soprattutto grazie a voi che con pazienza e con solerzia ci avete anche questa sera seguito. Ricordiamoci sempre che questa puntata non è soltanto una puntata dedicata al ciclismo, allo sport, ma anche a fatti sociali, come abbiamo appena visto. E anche settimana scorsa abbiamo chiuso con un leitmotiv che ci piace e ci piacerebbe continuare per tutte le puntate fino ad arrivare a Vittorio Veneto. Ricordiamo che sono passati 75 minuti e anche oggi, e anche in questi 75 minuti, sono morti 900 bambini per fame. Ragioniamo. Grazie. Troppo gentili.